Gentili ascoltatori, in collegamento sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e buona domenica da Nando Armenante in collegamento dallo stadio Gregorio Giannattasio di Giffoni Sei Casali. Dopo tra pochi minuti prendere il via la sfida per la Serie C, Girone D femminile tra Salernitana Women e Villaricca. Prima di entrare nel vivo del match andiamo ad ascoltare subito le parole dei due allenatori alla vigilia della partita, mister Rodolfo Vanoli per la Salernitana e mister Raffaele Falco per il Villaricca. Rodolfo Vanoli, allenatore Salernitana 1919. Mister, questa partita per voi rappresenta l'inizio di un rush finale, come diceva anche lei, ci credete perché volete raggiungere un obiettivo, ma questa Salernitana concretamente fino a dove può arrivare? Ma diciamo che ci siamo allenati 7 mesi per giocarci queste partite. Le ragazze sono cresciute in un modo pazzesco, hanno lavorato tantissimo, si sono impegnate, sono cresciute e per me è motivo d'orgoglio, insomma, allenarle. Dove possiamo arrivare? Mancano 5 partite, ci sono 15 punti a disposizione, abbiamo anche una partita in meno rispetto alle altre, anche due. Cioè, noi siamo consapevoli di continuare questo percorso e poi conosco il calcio e fino all'ultimo minuto bisogna lottare per raggiungere gli obiettivi. Noi siamo pronti, oggi è una partita delicata perché è una squadra, Villaricca è un'ottima squadra, non a caso ha battuto ultimamente la Battese. E poi è quasi un derby e sappiamo benissimo che i derby magari non sono partite tanto belle da vedere, ma il risultato è importante, vale doppio, perciò con grande serenità continuiamo il nostro percorso. Queste partite si preparano da sole, anche se, come dice lei, è praticamente un derby quello tra Salernitana e Villaricca. Ecco, ci sono delle motivazioni che si danno in più, un allenatore deve dare in più soprattutto a quelle più giovani che vanno in campo in queste partite, oppure veramente si va in campo, c'è la mentalità, c'è anche la voglia di provare a portare a casa il risultato per il gruppo, ma anche per la gente che sarà qui a vedere questa partita. Ma noi abbiamo imparato, abbiamo una nostra filosofia, noi giochiamo al di là della partita singola, giochiamo per la classifica. Io ho avuto la fortuna di vincere dei campionati sia da calciatore che da allenatore e so che se non hai equilibrio, specialmente in quelle, è difficile raggiungere gli obiettivi. Noi siamo consapevoli, ma siamo diventati forti, anzi forti tramite il lavoro, tramite l'amore del gruppo, tramite la società, perché ci è sempre stata vicino e ci permette ha trasmesso tanta serenità e questo è, diciamo, anche un punto di forza per le mie ragazze. Grazie. Grazie a voi. Mister Falco, pochi minuti prima dell'inizio di questa partita, un Villaricca che arriva sul campo della Salernitana che lotta per i vertici, ma questo Villaricca oggi quali carte si vuole giocare per affrontare i Granata? Il nostro campionato è stato un campionato in alcuni versi sfortunato, ma un campionato in cui abbiamo dimostrato di avere un organico importante e di un organico che può giocarsela con chiunque. E la testimonianza, per esempio, la vittoria contro la Batese, che arrivava seconda in classifica in casa nostra, e siamo riusciti a strappare anche lì 3 punti. Diciamo che in alcune partite giocate sul filo del rasoio, no? Come spesso succede nel calcio, quest'anno siamo stati un po' sfortunati con gli episodi, purtroppo anche di episodi, ma la società è una società importante che ha dimostrato ancora una volta di poter mettere in campo un organico all'altezza del campionato e soprattutto è ambiziosa, per cui diciamo che stiamo ponendo le basi per un lavoro che poi sarà sicuramente importante anche negli anni prossimi. Ecco, parlava di ambizione, al di là di quello che sarà l'esito di questa partita, da qui alla fine del campionato, che cosa vorrà dimostrare il Villaricca al campionato e anche a se stesso? Semplicemente di esserci e di valere. Questo è quello che noi dobbiamo sempre pensare. La lotta è sempre contro noi stessi, per cui dobbiamo cercare di migliorare ogni giorno di più sul campo, nell'allenamento e poi farlo vedere in partita. Cosa ha detto alle ragazze prima dell'inizio della partita? Sicuramente di fare
Abbiamo ascoltato le parole dei due allenatori, ci scusiamo per l'ultimo passaggio che non si è sentito l'audio. Le due squadre sono già entrate sul terreno di gioco, accompagnate anche da una piccola fumogenata da parte dei presenti qui al Giannattasio. Salernitana e Villaricca da poco daranno vita a questo derby valevole per la 18ª giornata del girone D. Salernitana che si schiera in campo con Sassi, Deschamps, Vergari, Clai, Colonnese, Apicella, De Lucia, Maddaluno, Minella, ma anche il Rianna, allenatore Rodolfo Vanoli. Dall'altra parte il Villaricca con Balbi, Buttino, Esposito, Olivieri, Bottone, Turco, Rosi, Borrelli, Cardone, Schettino, Conti, allenatore Falco. A disposizione dei due allenatori per la Salernitana Fusco, Orsi, Cicchinelli, Cuomo, Giurbino, Daura, Orefice, Mercedere e Büschel. Dall'altra parte per il Villaricca Caramelli, Napolitano, Natale, Mastantuono, Norgard, Lombardi e Tessitore. Dirige l'incontro il signor Ciro Donadio della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Mario Trezza di Salerno e Alessandro Cozzolino di Battipaglia. È tutto pronto per l'inizio della sfida, sarà della Salernitana il primo calcio al pallone di questa partita. E si comincia proprio in questo momento con subito il lancio in avanti da parte di Jasmine Klein, con il pallone girato poi sulla fascia sinistra. Attacca subito la Salernitana che prova ad avanzare, ma c'è la chiusura da parte della numero 57 Cardone per il Villaricca che è andato ad allontanare, ma comunque Salernitana ancora in possesso, sempre con Clai, una delle ex di questa partita, la numero 10 che oggi veste la maglia granata. Nella passata stagione una parte di campionato proprio con il Villaricca, andando a segno nell'unica circostanza proprio contro la Salernitana nel derby vinto dal Villaricca per 2-0. Il lancio in avanti con la chiusura in anticipo da parte di De Lucia, Salernitana che si schiera in campo con il 3-5-2, un modulo che possiamo definire un 4-2-3-1 per quanto riguarda invece il Villaricca, che prova ora ad attaccare sulla destra con Turco. Pallone arretrato, Cardone, il tocco in area, la sponda per Cardone che va alla conclusione del mancino, una deviazione, il pallone che arriva ad Olivieri che però è in fuorigioco e dunque sfuma l'opportunità per la squadra allenata da mister Falco, con la deviazione che aveva favorito Olivieri, che a sua volta però non aveva controllato bene, ma comunque era in offside la numero 9 che, come dicevamo, per Clai ha fatto il percorso inverso passando dalla Salernitana al Villaricca in questa stagione. 1 minuto e 45 di gioco, punteggio di 0-0, continua ad attaccare il Villaricca, ma c'è la chiusura in uscita da parte di Sassi che arriva al limite dell'area di rigore e mette in fallo laterale. Villaricca che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi, va alla battuta della rimessa laterale in avanti a cercare proprio Olivieri che gioca largo sulla sinistra, tenta un campanile in avanti che però non sortisce alcun effetto e viene recuperato da Sassi che evita che anche l'uscita, anzi no, del pallone dal campo, e dunque riparte dal rinvio la Salernitana che quest'oggi torna in campo per cercare di consolidare la propria posizione di classifica con il secondo posto. È anche una partita da recuperare contro il Catania che si disputerà mercoledì 18 alle ore 14:30. Viceversa l'obiettivo del Villaricca è quello di mantenere la categoria ed è un obiettivo probabilmente che sarà raggiunto visto anche l'ampio vantaggio sulla zona play-out. Il tocco in avanti per Vergari che si destreggia sulla destra, mette il pallone al centro, la chiusura in uscita da parte di Balbi che blocca il pallone. In piedi i due allenatori Vanoli e Falco per subito a dare indicazioni alle 22 in campo. Recuperato il pallone la Salernitana con Sassi che va al rinvio lungo dove però c'è la testata di Cardone, il recupero palla da parte di Deschamps.
Il suggerimento in avanti a cercare Olivieri, però troppo lungo, impossibile per la numero 9 arrivare su questo pallone, che è facile preda ancora di Lucia Sassi, classe 2003, maglia numero 12. Salernitana che prende palla nel cerchio centrale del campo con Clay che suggerisce in profondità per Vergari. Allargato il pallone dalle parti di Colonnese, che ha provato a mettere al centro. C'è un gioco pericoloso da parte di Maddaluno e dunque il calcio di punizione per la squadra quest'oggi in maglia verde, con pantaloncini bianchi e calzettoni verdi. Invece una divisa interamente granata con numerazioni in bianco per la Salernitana. Qui il controllo da parte di Turco, che era in posizione regolare ma viene fermato dall'anticipo da parte della numero 21 Apicella, capitano della Salernitana. Partita comunque aperta in queste prime battute, con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto. C'è un fallo di mano commesso da Bottone, calcio di punizione già battuto dalle parti di De Lucia. Prova a sfruttare la corsia mancina la Salernitana, però De Lucia suggerisce in maniera troppo profonda in avanti, dove non può arrivare Rianna. Il pallone si perde in fallo laterale, che sarà battuto qui sotto la nostra postazione. Sul punto di battuta c'è Schettino che va in avanti. Il controllo tentato da Vergari, che subisce fallo, e dunque calcio di punizione per la Salernitana. Clay sul punto di battuta. Sul punto di battuta andrà verosimilmente verso l'area di rigore. Per un attimo aveva pensato di suggerire sulla sinistra, ma alla fine la rimette in area di rigore per il colpo di testa, probabilmente all'indietro di una calciatrice in maglia verde, ma non si fa sorprendere Balbi, che blocca il pallone. Il suggerimento all'indietro con il dai e vai che riesce tra le ragazze di Mister Falco. Il tocco in avanti per il passaggio supplementare di Olivieri, che però non riesce a trovare Turco. Il pallone si perde in fallo laterale. Un punto di battuta nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Battuta da Deschamps. Qui c'è un piccolo malinteso con Sassi, che però riesce ad appoggiarsi su Apicella. Colpo di testa di Bottone, palla recuperata dalla Salernitana, che attacca dalla destra con Colonnese. Il tocco per Vergari, che non riesce ad agganciare. Allontanato per un attimo il Villaricca, ma sbaglia qui Clay. Non va meglio invece l'intervento di Schettino, che mette la palla in fallo laterale. È rimessa ancora per la Salernitana quando sono passati 7 minuti e 10 secondi, sempre punteggio di 0-0 tra Salernitana e Villaricca. Un recupero da parte della difesa in maglia, quest'oggi in maglia verde. Pallone allargato sulla sinistra, dove c'è un tentativo di dribbling e lancio in avanti nella terra di nessuno se non maglie granata, e soprattutto quella gialla, il completo giallo di Lucia Sassi, che recupera il pallone e può dar vita a una nuova azione per la Salernitana. Il controllo non facile, ma comunque riuscito da parte del Villaricca. Attenzione a Olivieri, che vince un rimpallo, ha un po' di spazio, prova ad avanzare. Olivieri cerca il suggerimento in avanti, fermata da Apicella, ma ancora il Villaricca con il colpo di tacco tentato da Cardone, con la speranza di avere Olivieri ancora al suo fianco, ma era andata avanti la numero 9. Ha recuperato la Salernitana, che va subito al lancio in avanti. La chiusura attenta da parte di Conti, e ancora il pallone che arriva dalle parti di Olivieri, anticipato da Deschamps, e il possesso recuperato da Sassi.
Maddalunno. Non c'è ancora un Predimini in campo, ma intanto c'è ancora un lancio a cercare Turco. Cerca molto la profondità il Villaricca, mentre la Salernitana ragiona più sul possesso, anche se qui arriva un lancio lungo di Sassi per un colpo di testa che favorisce Vergari. Il tocco in avanti non riuscito. Il dai e vai con Manca. E il possesso recuperato dal Villaricca, che prova ad andare in avanti, non riesce nell'intento perché il pallone supera la linea bianca e termina in fallo laterale, con Minella sul punto di battuta. Apicella. De Lucia può puntare Cardone, non riesce però nel suggerimento in avanti per la chiusura della linea di passaggio, ma sbaglia il Villaricca. Ancora De Lucia, manca il suggerimento all'indietro per Vergari, che viene anticipata. Riparte la squadra ospite con il lancio a cercare Olivieri, che ha un po' di spazio, deve però destreggiarsi, tenta comunque una conclusione che risulta velleitaria e facile preda di Lucia Sassi, che non deve fare neanche l'intervento con le mani per far ripartire l'azione. Con il lancio di Minella a cercare la stessa Vergari, c'è una deviazione da parte di Conti, rimessa laterale in avanti per la Salernitana, che prova a rendersi pericoloso nell'ultimo terzo di campo. La battuta con le mani non aggancia Vergari, il rilancio in avanti, ancora a cercare Olivieri, che avrà il compito di far salire la squadra come in questo caso ci riesce. Può provare a imbastire la manovra nel cerchio centrale del campo, gioco allargato su Turco, il colpo di testa, il pallone in avanti di Borrelli, anzi di Bottone, chiedo scusa, ma non era partito Olivieri e Sassi a vita facile, permettendosi anche la licenza di avanzare sulla tre quarti e andare successivamente al rilancio, dove Manca la mette giù con il petto. Suggerimento è dai e vai, che riesce, il tocco arretrata non è stato perfetto, infatti mister Vanoli si arrabbia con la numero 77, che poteva forse avanzare o almeno suggerire in miglior modo per la propria compagna. Ancora qui un errore della Salernitana, attenzione, intervento di Deschamps che non è irregolare per l'arbitro. Il pallone che viene messo in fallo laterale da Apicella. Si lamenta Bottone, mentre il lancio di Apicella ha colpito la telecamera qui a bordo campo. Tuttavia si riparte con la rimessa laterale, il pallone restituito dal Villaricca alla Salernitana. Il lancio da parte di Sassi, la chiusura per due volte che è riuscita. Qui Sassi è praticamente nella terra di nessuno, ma di testa riesce ad evitare guai. Non c'è fallo secondo Donadio, recupera il pallone la Salernitana, però l'ultimo tocco è di una calciatrice in maglia granata. Rimessa laterale per il Villaricca, che dopo 13 minuti mantiene ancora bene, tiene bene il campo. Infatti il punteggio è ancora di 0-0. Ora però Clay ha un po' di spazio nel cerchio centrale, sbaglia ancora la Salernitana. Un altro pallone perso, tanti in questo inizio di partita. Fallo di Clay e calcio di punizione.
Il calcio di punizione. Il pallone calciato in avanti, dove però rimbalzo nell'area di rigore della Salernitana ed è preda di Sassi. L'arbitro che inizia il conto alla rovescia degli 8 secondi, ma Sassi procede al rinvio, colpo di testa in avanti, non preda né di Manca né di Vergari. Salernitana che non riesce a prendere le redini del gioco in queste prime battute, in questo primo quarto d'ora di gioco. C'è un fallo su Clay, con la punizione già battuta. Colonnese che va via sulla destra, lo spunto del numero 11, il pallone dentro. Balbi recupera senza problemi e fa ripartire, almeno nelle intenzioni voleva far ripartire subito il contropiede, ma preferisce ricominciare da Conti. Di prima Olivieri, Bottone, Cardone, di prima ancora, incespica Minella che sbaglia il pallone, il tocco in area di rigore per la caduta di Turco, giudicata non fallosa da parte del direttore di gara. Poi il tentativo dalla distanza di Bottone e la parata di Sassi. Protesta la squadra di mister Falco che voleva il penalty per il presunto intervento irregolare su Turco. L'arbitro non è stato di questo avviso, ha lasciato giocare. C'è stato poi il tentativo di Bottone e la parata di Sassi per quello che è il primo tiro in porta della partita. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Salernitana. La sponda di Vergari, il cross di Maddaluno, pallone che rimbalza al limite dell'area. Rihanna può allargare per De Lucia, tenta la conclusione, si protrae in tuffo Balbi che ha toccato per Donaddio, anzi la deviazione è di una calciatrice al momento del tiro, si tratta di Schettino. Dunque c'è anche il primo calcio d'angolo della partita al 16esimo, superato da una ventina di secondi. Opportunità per salire in area di rigore. Cross basso sul primo palo, c'è un doppio rimpallo. Deschamps ha provato la girata ma viene fermata da Olivieri che poi tenta la ripartenza ma più che altro allontana per evitare guai e concede la rimessa laterale nei pressi della linea di metà campo alla Salernitana, con Minella pronta alla battuta. Ancora nei pressi dell'out di destra, ancora una rimessa per le ragazze di mister Vanoli. Battuta da Colonnese, scambiato con Vergari, il tocco dentro, manca un po' di spazio, deve retrocedere per Rihanna. Ancora Vergari che allarga ma viene chiusa la traiettoria di passaggio e riparte il Villaricca in contropiede con l'accelerazione da parte di Turco che punta Deschamps, poi però sbaglia il passaggio, non si intende con la compagna. Ma attenzione a Bottone, attenzione ancora al retropassaggio, un po' di confusione nella Salernitana e il pallone che termina in fallo laterale. Sul punto di battuta Schettino, colpo di testa di De Lucia, prova a ripartire Rihanna che si porta in avanti il pallone ma viene fermato da Schettino. Viene fischiato il fallo. Punizione dunque per il Villaricca nei pressi della panchina, dove c'è mister Raffaele Falco. Sul punto di battuta Schettino in 6 nell'area di rigore della Salernitana con la maglia verde.
il pallone che arriva direttamente sul primo palo, termina sopra la rete, difesa da Sassi. Nessun problema comunque per la numero 12, che ha visto spiovere questo pallone molto pericoloso, che comunque è terminato a fondo campo. Già ripartita l'azione delle Granata con il recupero di Clay. Attenzione al suggerimento, il tocco per Olivieri che ha un po' di spazio. Olivieri va con il mancino, la conclusione che termina sul fondo. Una buona combinazione per le ragazze di mister Falco, che comunque stanno facendo la propria partita, stanno creando sicuramente qualche grattacapo alla Salernitana, che comunque dal suo canto deve cercare sicuramente di fare qualcosina in più dopo questi primi 20 minuti di gioco, sempre con il punteggio bloccato sullo 0-0. Ha provato ancora Olivieri ad andare a colpire di testa, ma non è riuscita nell'intento. Minella a sua volta ha lasciato che la sfera arrivi senza problemi dalle parti di Sassi, che va all'ennesimo rinvio. Il pallone che rimbalza ed è preda di Vergari. Il tocco per Manca che va alla conclusione con il mancino. Riescono a combinare per la prima volta in maniera pulita le due attaccanti della squadra di mister Vanoli. La conclusione con il mancino della numero 77, che però termina alta sopra la traversa. Lungo il lancio in avanti a cercare Olivieri, che a sua volta la mette in area di rigore per Bottone. Il colpo di testa di Deschamps, c'è la chiusura, non c'è fuorigioco e dunque c'è anche il primo calcio d'angolo per il Villaricca. 1-1 il conto dei corner. Opportunità per salire ancora in area di rigore, sempre in 6, più Conti che andrà alla battuta di questo corner. Salernitana invece tutta dietro in 10, praticamente nell'area di rigore in 11, compresa Sassi. Il pallone che arriva ed è preda di Sassi, che nel cuore dell'area piccola era praticamente da sola e ha fatto sua questa palla. Pallone smistato sulla sinistra dove c'è De Lucia. Colpisce sul lancio De Lucia una compagna, si trattava di Maddaluno. Possesso perso dalla Salernitana, ma non fa meglio il Villaricca nell'impostazione. La rimessa laterale che praticamente deve essere la metà campo, ma probabilmente Minella la batterà lì dove ha ricevuto il pallone. La battuta della numero 66 a cercare Capitana Picella. Le due capitane di questa partita, come dicevo, a parte la numero 21 della Salernitana, Antonella Picella, classe 2005, e la numero 7 del Villaricca, Valentina Esposito, classe 86. Praticamente una generazione di differenza, anche qualcosina in più. Comunque in campo per le rispettive squadre, tra esperienza e gioventù. Si lotta a centrocampo, nella tre quarti non c'è fallo secondo il direttore di gara, che poi lascia proseguire dopo aver messo il fischietto alla bocca con l'intenzione di voler fischiare il fallo su Schettino. Non si sviluppa bene l'azione della Villaricca con il lancio che non trova Bottone, e Sassi ancora lì a recuperare e andare all'ennesimo rinvio di questo primo tempo. Clay non controlla bene, ma poi evita di perdere un pallone che sarebbe stato sanguinoso. Sassi di prima va al rilancio, Vergari, il colpo di testa tentato, poi il dai e vai tra le calciatrici in maglia verde che riescono ad uscire da questa situazione integrata e lanciano Olivieri, chiusura di Midella che evita guai. Chiedeva un fuorigioco mister Vanoli, che non è stato ravvisato dal primo assistente. Mentre
Sassi va ancora al rinvio e trova Vergari, suggerimento in avanti per Manca, anzi chiedo scusa, era Manca che aveva controllato e Vergari che ha attaccato la profondità, cosa che però non è riuscita nella possibilità di agganciare il pallone. Qui Deschamps non colpire il pallone, che termina in fallo laterale. 24esimo scoccato in questo momento, sempre punteggio di Salernitana 0, Villaricca 0. Turco prova a destreggiarsi ma viene fermata all'ingresso dell'area di rigore da Deschamps, che poi allontana con l'ausilio di Apicella. Vergari prova a vincere lì in mezzo al campo, commette fallo, calcio di punizione per il Villaricca. Sul punto di battuta c'è Conti, la getta direttamente verso il cuore dell'area di rigore. Minella ad allontanare, poi in due della Salernitana che non riescono a spazzare, ma ci pensano in una seconda battuta De Lucia. Poi allontana non in maniera impeccabile Conti. Clay si fa anticipare in maniera abbastanza scolastica nel cerchio centrale del campo. E ancora Villaricca che può provare ad avanzare, lancia in avanti con la chiusura in un primo momento di Apicella, poi Olivieri si mette davanti al pallone ma non viene giudicato falloso l'intervento ai suoi danni. Si prosegue nel gioco con l'uscita, palla al piede di Colonnese, cercata Manca in avanti ma ha fatto buona guardia alla difesa con Buttino che a sua volta ha fatto ripartire l'azione. Ancora tanti palloni persi fino a questo momento da una e dall'altra parte, e ora un tentativo sempre a cercare la numero 77 Manca, il pallone messo al centro, la deviazione e poi la spazzata da parte di Conti in fallo laterale. Sicuramente sta provando a salire di tono la Salernitana, ma continua a sgolarsi in panchina mister Vanoli. Pallone che danza nei pressi della linea laterale, viene poi spazzato in avanti dove c'è Olivieri che controlla questo pallone non in maniera impeccabile, infatti Colonnese se ne appropria, poi fa carambolare proprio sulla numero 9. E ancora la rimessa in zona d'attacco per la squadra di casa. C'è forse un controllo con la mano, però giudicato lungo il corpo. E l'uscita in contropiede del Villaricca con Olivieri che può puntare a larga sulla sinistra per Cardone che supera Deschamps. Cardone, area di rigore, Cardone, Sassi! È decisiva la numero 12 della Salernitana che nega il vantaggio al Villaricca. Aveva vinto un rimpallo Cardone che poi è andata anche alla conclusione, ma è andata a sbattere contro il muro eretto da Lucia Sassi e si rimane dunque sul punteggio di 0-0. Decisiva la parata della numero 12. Vedremo se questo può essere l'episodio che dà una scossa alla Salernitana, che fino ad ora sicuramente non sta disputando la prova dei giorni migliori. Comunque ha funzionato la ripartenza del Villaricca, che ha sfiorato il gol del vantaggio. La rimessa laterale che viene battuta dalle parti di Rianna che in mezzo a due prova a destreggiarsi ancora in avanti a cercare e trovare in maniera ottimale Vergari, poi prova a passare De Lucia ma nel traffico delle maglie verdi è un po' complicato e riparte il Villaricca ancora in avanti con l'avanzata sulla tre quarti. Il suggerimento tentato per Turco non riesce nell'intento, chiusura da parte di De Lucia che però sbaglia nell'uscita. Cardone prova dalla distanza ancora una volta la numero 57
al secondo tiro in porta in pochi minuti. Para Sassi, questa volta un intervento più semplice per la numero 12 che non si lascia sorprendere e blocca il pallone. Recuperato il possesso dopo il rilancio in avanti dal Villaricca, che nell'ultimo turno è stato sconfitto 2-0 in casa dal Pink Sport Bari. Qui c'è un fallo su Olivieri. Diciamo sicuramente una squadra con voglia di riscatto quest'oggi, quella che si è presentata al Giannattasio, che fino ad ora ha avuto la migliore occasione della partita con Cardoni qualche minuto fa. Ben intercettata da Sassi, punizione poco dopo alla linea mediana del campo. Salernitana che nell'ultimo turno, come dicevamo, non ha giocato, invece visto il rinvio della partita contro il Catania, che come dicevamo all'inizio telecronaca si recupererà mercoledì 18 alle 14:30, uno scontro al vertice tra le prime due della classe. Nell'ultimo turno invece qui al Giannattasio le Granata di mister Vanoli hanno battuto 4-1 il Lecce Woman, con le reti siglate da Clay, Büschel e Apicella. La doppietta per Amanda Büschel, che quest'oggi parte dalla panchina. Qui la punizione viene fischiata in favore del Villaricca, con Conti che si è subito appropriata del pallone. Andrà alla battuta di questo calcio di punizione dalla tre quarti. Vedremo quello che proverà a fare la numero 88. Conti va alla battuta della punizione direttamente sul fondo, nessun problema. C'erano due calciatrici del Villaricca larghe sulla destra, pronte a farsi vedere. Tuttavia però è andata direttamente alla conclusione la numero 88, che non ha trovato lo specchio della porta. Tocco di Bottone qui è corto, recupera l'altra numero 10 Clay, rimpallata da Bottone, rimessa laterale per la Salernitana. Superata la mezz'ora da 1 minuto e 40. Non si schioda dal punteggio di partenza la partita. Intervento su Bottone, però è entrato anche sulla palla la calciatrice in maglia granata, che ora può ripartire in contropiede. De Lucia entra in area di rigore, De Lucia prova ad affondare, attenzione a De Lucia, il pallone in mezzo, che però termina la sua corsa direttamente a fondo campo. Comunque buona l'iniziativa da parte della numero 24, che ha provato ad andare via lì sulla sinistra, ma non è riuscita poi nell'intento di mettere la palla al centro per qualche compagna. Ed è ripartita subito Balbi. Sbaglia qui però Conti, pressata da Colonnese, scambio con Clay. Anzi era Manca, ora Colonnese, poi ancora Manca. Il suggerimento centrale, tenta un dribbling di troppo la squadra di mister Vanoli, che perde l'ennesimo pallone, mentre ci sono due calciatrici a terra per il Villaricca, ma si continua a giocare. Bottone ha un po' di spazio, viene chiesto l'intervento, lo stop del gioco con Clay che la mette fuori perché è rimasta a terra Conti. Da capire quali sono le condizioni della numero 88, è rimasta a terra. Viene richiesto l'intervento per lei.
Vedremo, dovrebbe essere nulla di grave per Michela Conti. Dicevamo di quello che è il cammino delle due squadre, con la Salernitana che è al secondo posto prima di oggi con 14 partite, 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, 39 gol fatti, 9 subiti e 33 punti, gli stessi dell'Academy Abbatese. Con la differenza che però la Salernitana ha già osservato il proprio turno di riposo per via del ritiro dal campionato del girone D della Sportiva Rende, avvenuto dopo la 7ª giornata di campionato. Ha riposato anche già anzi deve ancora riposare, anzi sì, ha riposato, chiedo scusa, il Villaricca. La Salernitana invece ha una partita in meno rispetto alle avversarie di oggi. Ha riposato nel penultimo turno precedente a questo, ha uno score di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 19 gol fatti, 18 subiti e 21 punti totalizzati. Entrambe avevano battuto il Rende, ma ovviamente con il ritiro della squadra calabrese sono annullati tutti i punti conquistati dalle squadre che l'avevano affrontata. Comunque tutte avevano vinto e dunque praticamente sono invariate le posizioni e i punti in classifica, a parte il -3. Nella sostanza è cambiato poco, magari forse solo per la differenza reti. Mentre intanto va via De Lucia sulla sinistra, ma viene chiusa da Schettino che si trascina il pallone a fondo campo. C'è il calcio d'angolo per la Salernitana, che prova a chiudere in avanti questo primo tempo. Mancano meno di 10 minuti prima della segnazione di un eventuale recupero, mentre Conti è rientrata in campo regolarmente. C'è Clay sul punto di battuta, il cross sul primo palo, Deschamps tenta l'aggancio ma praticamente permette al Villaricca di andare in contropiede. Turco punta Rihanna, prova ad andare via la numero 19, però con il fisico alla meglio. Poi un rimpallo sulla numero 90 che viene colpita al volto. È rimasta a terra Rihanna per una pallonata al volto. Vediamo se c'è bisogno dell'intervento dello staff medico. Sì, viene richiamato dal signor Donadio. E dunque vedremo quella che è la situazione legata alla numero 90 Alessia Rihanna, classe 2006, rimasta giù nella circostanza. Una situazione diversa rispetto a quella che ha riguardato Michela Conti, che comunque è tornata regolarmente al suo posto lì in difesa. Nulla di grave per Rihanna, che si rialza, farà giusto un pit stop a bordo campo per poi rientrare sul rettangolo verde. Rimessa laterale per il Villaricca con Schettino sul punto di battuta, il colpo di testa all'indietro da parte di Cardone. Poi Clay prova a rilanciare ma praticamente concede la rimessa laterale in zona d'attacco alle ragazze in maglia verde. Si gira e calcia Turco, c'è una deviazione da parte di Minelle, il pallone che termina in calcio d'angolo. Era senza pretesa la conclusione della numero 19, però la deviazione permette al Villaricca di restare in attacco. E andare proprio dalla bandierina con Turco, il mancino, il pallone che arriva in aria. Sassi la blocca in due tempi e vediamo se riparte il contropiede. No, si ferma Sassi, anche se ora la Salernitana risale totalmente il campo e va in avanti. Il tocco di prima ottimo da parte di Vergari, che riesce a trovare Colonnese, può attaccare la Salernitana anche se sono solo in due. Il tocco che arriva al limite dell'area, manca, la controlla forse con un braccio, non secondo l'arbitro.
Vergari, non è finita, il pallone è allargato su De Lucia, suggerimento alla posizione regolare di Vergari che può puntare Schettino. Deschamps, pallone al centro, la sfera che rimane lì per la conclusione tentata da Colonnese, il pallone che termina a fondo campo. Si rivede di nuovo al tiro la Salernitana dopo diversi minuti. E comunque Balbi ancora non ha compiuto una parata fino ad ora, a differenza di Sassi che dall'altra parte è dovuto intervenire per 2 volte, una in maniera pericolosa su Cardone e l'altra un po' più semplice, sempre sulla numero 57 in maglia verde. Rimessa laterale. Battuta dal Villaricca, ma la Salernitana ha recuperato palla, prova ad alzare la pressione in questi minuti finali del primo tempo, ma sbaglia Arianna che poi viene anche superata in dribbling, ma è brava Clay a risalire sulla tre quarti, andare sul fondo da sinistra, rientrare sul destro, il tocco arretrato per De Lucia, cross in area di rigore, c'è una respinta da parte di una calciatrice in maglia verde, poi c'è un fallo su Cardone e calcio di punizione. Era stata Esposito a intervenire su quel pallone che sembrava innocuo ed era pronto per essere recuperato da Balbi, l'ha rimesso praticamente al centro dell'area rischiando una situazione pericolosa, tuttavia la punizione è in favore del Villaricca quando abbiamo superato da 25 secondi il 40esimo, sempre sul punteggio di 0-0. De Lucia, il tocco in avanti, Vergari prova a fare una sorta di velo a liberare Manca, ma c'è l'anticipo ottimo da parte della numero 22 Borrelli, prova a chiudere in avanti il Villaricca, anche se mancano ancora 4 minuti scarsi. Ma intanto c'è Borrelli in area di rigore, si destreggia Borrelli con il destro, non calcia benissimo, vediamo se Turco è in posizione regolare oppure no. Sì, può andare Turco che però tenta una ruleta fine a se stessa perché viene recuperato il pallone da De Lucia che prova ad andare via sulla sinistra, pallone in avanti per Vergari, può affondare la numero 7, entra in area, rientra sul destro Vergari, la conclusione e il vantaggio della Salernitana con Gaia Vergari, un gol d'autore per la numero 7 che alla prima occasione utile ha puntato l'avversaria, è rientrata sul destro con un tiro liftato, la mette sotto l'incrocio dei pali, si sblocca la partita Giannattasio al tramonto del primo tempo, Salernitana 1. Ennesimo gol di questa stagione, ma soprattutto sblocca la partita quando la Salernitana sembrava non riuscire a sfondare. Gol numero 15 in stagione per Gaia Vergari. E la Salernitana dunque fa centro al primo tiro in porta che è arrivato al 42esimo e soprattutto trova un gol del vantaggio che toglie forse tante castagne dal fuoco per un primo tempo non giocato come magari in altre occasioni, visto che mister Vanoli si è fatto sentire molto e si sta facendo ancora sentire molto con le sue ragazze, ma comunque un gol che potrebbe liberare un po' la testa e far giocare in maniera un po' più sciolta il secondo tempo e anche questi ultimi scampoli di primo tempo alla squadra granata. Tuttavia il Villaricca prova a farsi rivedere in avanti con la chiusura in fallo laterale
che permette a Esposito di riprendere da una rimessa laterale in zona d'attacco. Clay mette il pallone direttamente lì dove sono appostati i tifosi, nella tribuna del Gregorio Giannattasio di Giffoni Sei Casali, da dove vi stiamo raccontando questa sfida della 18ª giornata del girone D della Serie C femminile. Salernitana che recupera il pallone e prova a far partire il contropiede con Clay che cerca in profondità, manca. Chiusura da parte di Conti, che forse si aspettava più veloce questo pallone, in realtà che si è un po' rallentato, mentre saranno 2 minuti di recupero di questo primo tempo. Tra una trentina di secondi verrà esposto il tabellone luminoso. Viene segnalato ora il recupero di 2 minuti, con la Salernitana che prova a chiudere questo primo tempo in vantaggio. Ma il Villarica vuole provare a concedersi un'ultima chance in questi 120 secondi ancora da giocare, ma non riesce nel rilancio in una prima battuta. Una seconda trova invece Cardone, che prova ad andare via De Lucia, protagonista, la numero 24 della sgroppata, che poi ha permesso di lanciare Vergari sulla sinistra in occasione del gol dell'1-0. Brava comunque la numero 7 a trovare un gran tiro sotto l'incrocio che non ha lasciato scampo a Balbi. Ma intanto dall'altra parte l'altra numero 7, Esposito, prova a suggerire per Olivieri, che la tiene in campo. Punta Minella, Esposito, area di rigore, il cross, Apicella mura il tentativo in area di rigore. Clay trova, manca. Suggerimento in avanti per Vergari, che sembra avere un passo più veloce della diretta avversaria, ma comunque c'è l'uscita di Balbi a recuperare il pallone. Se n'è andato il primo minuto di recupero. Olivieri la mette giù, tenta la conclusione alla distanza con Sassi in controllo, anche se il pallone è uscito non di molto alla sua destra. Verosimilmente si chiuderà qui il primo tempo con questo tentativo. C'è ancora qualche scampolo da giocare. Esce bene qui Apicella in mezzo a due, lancia in avanti a cercare, manca la chiusura ancora da parte di Conti, che lì dietro sta dettando legge. De Lucia, pallone che vaga nel cerchio centrale, Vergari. Ultimi secondi di questo primo tempo, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione per la Salernitana. Il pallone allargato dalle parti di Colonnese, scade ora il tempo di recupero, l'arbitro lascia giocare e fischia, anzi no, ora sì, fischia la fine del primo tempo. La Salernitana chiude il primo tempo in vantaggio di una rete sul Villaricca, decide il gol con il destro sotto l'incrocio dei pali da parte di Gaia Vergari dopo 42 minuti di gioco. Un Villaricca che ha avuto l'opportunità per sbloccare la partita con Cardone, ma è stata attenta e decisiva Sassi. Poi al primo tiro in porta la squadra di Vanoli ha trovato il gol del vantaggio, con cui va all'intervallo dopo un bel primo tempo giocato a viso aperto dalle due squadre, che però vede la squadra granata avanti di 1. Noi ci risentiamo tra pochissimi secondi, intanto ascolteremo le interviste. Tra pochissimi secondi ci risentiremo per il secondo tempo.
Rieccoci rientrati in collegamento nell'intervallo della sfida tra Salernitana e Villaricca, valevole per la 18ª giornata del girone D della Serie C femminile, in collegamento sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, punteggio di 1-0 all'intervallo per la squadra granata con la rete di Gaia Vergari al 42esimo. Prima dell'inizio del secondo tempo le due squadre, a parte le calciatrici in panchina che stanno effettuando il riscaldamento, ancora non si vedono per il secondo tempo. Ne approfittiamo per andarvi a riepilogare quello che è il turno odierno di questa 18ª giornata, che oltre a Salernitana Villaricca vede in campo alle 14:30 Accademia Batese Matera, Lecce Colleferro, Pink Sport Time Cus Unical, con anche poi la sfida anche tra Marsala e Catania, con il Catania capolista del girone che affronterà proprio la Salernitana mercoledì nel recupero della 17ª giornata. Riposa invece il Palermo per via della rinuncia al campionato della Sportiva Rennes avvenuta alla 7ª giornata d'andata. Quello che invece riguarda la classifica, una classifica che recita la Salernitana come seconda forza del campionato proprio dietro al Catania con 33 punti, 36 invece per gli etnei, 33 per l'Accademia Batese che ha pari merito appunto con le Granata di mister Vanoli, a 28 c'è il Palermo, a 23 il Colleferro, a 21 il Villaricca di mister Falco che deve recuperare un gol di svantaggio da questa partita. Seguono Pink Sport Time a 19, il Lecce a 15, il Matera a 15 con lo stesso punteggio, Cus Unical a 5 e Marsala a 3. Riposa appunto il Palermo. Quest'oggi è ritirato il Rende. Ne approfittiamo per anche fare un riepilogo di quello che sono le due formazioni scese in campo quest'oggi per i due allenatori, mentre iniziano a farsi rivedere. Vedremo appunto se sarà lo stesso 11 di partenza per entrambe, visto nella prima frazione, con la Salernitana che si è schierata in campo con Sassi tra i pali, un 3-5-2 per le Granata, con Deschamps in difesa, Apicella e Minella da sinistra verso destra, poi a proseguire De Lucia, Rianna, Clay, Maddaluno e Colonnese a centrocampo, davanti il duo Vergari e Manca, con Vergari che ha trovato il gol del vantaggio. Dall'altra parte il Villaricca con un modulo un po' atipico che però possiamo definire anche tranquillamente un 4-3-3, un 4-2-3-1 se preferite, con Balbi tra i pali, Buttino e Conti in difesa, un po' più larghe Esposito e Schettino, a centrocampo Cardone con Turco larga a destra, Rosi e Borrelli, Olivieri, Bottone e appunto la stessa Turco in avanti. A disposizione per i due allenatori, con le squadre che sono rientrate sul terreno di gioco, ci sono Fusco, Orsi, Cicchinelli, Cuomo e Giurbino, con Daura, Orefice, Mercede e Buchel. Dall'altra parte per mister Falco, Caramelli, Napolitano, Natale, Mastantuono, Norgard, Lombardi e Tessitore. Ricordiamo che il match è diretto dal signor Ciro Donadio della sezione AIA di Torre Annunziata, agli assistenti Mario Trezza di Salerno e Alessandro Cozzolino di Battipaglia. Tutto pronto, ultime rifiniture prima dell'inizio del secondo tempo. Si riparte dal vantaggio Granata siglato dalla rete bellissima di Gaia Vergari, la 15ª stagione per la numero 7, che ha trovato il coniglio dal cilindro mettendo la palla sotto l'incrocio dei pali in quello che è stato l'unico tiro in porta della Salernitana nel primo tempo ed è stato vincente. Ma ora si riparte, ci sono ancora 45 minuti più eventuale recupero per cercare di cambiare il destino di questa partita. Il primo lancio del Villaricca è facile preda di Balbi, che non ha problemi nel recupero del pallone, da parte di Sassi, che ha recuperato il pallone, è andato al rilancio, però praticamente il pallone è finito alla dirimpettaia dell'area di rigore, in questo caso è Balbi, che a sua volta è andata anche lei al rilancio lungo. C'è un pallone che spiove dalle parti di Manca, si lotta a centrocampo, il fallo è commesso in attacco dalla Salernitana e non subito
da Maddaluno, calcio di punizione. Pallone che viene giocato sulla sinistra dove c'è Borrelli, prova ad avanzare, lo scambio con Esposito, subisce un colpo la numero 7 non irregolare, poi c'è uno scontro tra Clay e una calciatrice in maglia verde che è qui sotto la panchina di mister Vanoli. È uno scontro che ha messo subito grande preoccupazione, visto che anche chi è nei pressi della panchina della Salernitana si è precipitato per capire le condizioni di Rosi, Martina Rosi, maglia numero 21. Non dovrebbe però essere nulla di grave, subito applicato il cosiddetto spray miracoloso e vedremo subito se avrà gli effetti sperati. Intanto la Villaricca deve gestire questo possesso in 10, ma perde praticamente subito la palla, rimessa laterale in favore della Salernitana. Con Minella, in qualche modo Maddaluno, praticamente con la schiena riesce a prolungare questo pallone. L'ultimo tocco da parte di Vergari, anzi di Manca, rimessa laterale, mentre è ancora lì nei pressi della panchina della Salernitana Rosi, curata dai componenti dello staff del Villaricca. È stato uno scontro prima con Clay. Il pallone è recuperato ora dalla Salernitana che attacca con Colonnese, va via sulla destra, contrasto con Borrelli, anzi era Esposito che però ha vinto anche questo possesso, visto che l'ultimo tocco è stato del numero 11, la rimessa che è stata già battuta in avanti a cercare la profondità con Bottone che viene anticipata da Deschamps e a sua volta mette il pallone tra le braccia di Sassi con un alleggerimento di testa, mentre vediamo qui sotto di noi Rosi visibilmente zoppicante, ma intanto la Salernitana è nell'area di rigore del Villaricca con Maddaluno che sbaglia il cross. Mister Falco chiede a Rosi se è in grado di proseguire. È arrivato un cenno di assenso da parte della numero 21 che però continua ancora a zoppicare, ma comunque vuole tornare in campo. Villaricca ancora in 10. Quando siamo al quarto minuto in corso, punteggio sull'1-0. Clay mette un buon pallone al centro, il colpo e tacco di Vergari quasi a servire Manca, ma c'è l'ottimo intervento in chiusura da parte di Esposito. Ancora non ha finito la Salernitana, il cross di Colonnese è direttamente tra le braccia di Balbi. Giulia Olivieri mette giù il pallone e lo serve a sua volta per Turco a cercare la profondità. Apicella mette a terra questo pallone da veterana, pur essendo una classe 2005, la leader della difesa della Salernitana. Ha allontanato il pericolo, anche se l'azione non è continuata per la Salernitana. Ancora la numero 21 a colpire di testa dopo il tentativo di Olivieri. Può avanzare Rihanna che ha un po' di spazio sulla tre quarti, viene indicata il rientro in campo da parte di Rosi che, seppur ancora claudicante, ristabilisce la parità numerica. C'è un tentativo di conclusione un po' velleitario da parte di De Lucia e il pallone che termina direttamente a fondo campo. Sarà rinvio per Balbi che prova un po' ad accelerare le operazioni. Non riesce a saltare su questo pallone Borrelli, anticipata anche da Minella, poi ha un po' di spazio Vergari che con l'esterno allarga su De Lucia. Si libera di un avversario e lo tocca ancora per Vergari
La doppietta di Gaia Vergari, ancora l'asse che funziona, De Lucia per Vergari, la Salernitana fa 2-0. Connection perfetta tra la 24 e la numero 7, 16° gol stagionale per Gaia Vergari. Doppio della Salernitana, che sicuramente ora mette in totale discesa questa partita, e vedremo quale sarà la reazione del Villaricca. Un gol che potrebbe tagliare le gambe. De Lucia ora in completa transagonistica va a strappare questo pallone e ripartire in contropiede, punta l'avversaria, vediamo se va anche per la conclusione, e così è forse un po' egoista perché era arrivata come un treno colonnese sulla destra. Infatti mister Vanoli si è infuriato per quella che è stata la situazione precedente. Intanto c'è un tiro da parte di Olivieri che termina alto sopra la traversa. Vedremo ora quali saranno le mosse di mister Falco in panchina. Possesso all'indietro per Apicella. Maddaluno, Minella, profondità, Conti, chiusura, poi Esposito in avanti, Borrelli, anzi Bottone, chiedo scusa, la mette giù. Cardone prova ad attaccare De Lucia, ma la numero 24, sicuramente tra le migliori in casa Granata. 2 assist per i 2 gol di Vergari. Si riscaldano tante calciatrici sulle 2 panchine. Ancora però non c'è l'ombra di una sostituzione, almeno nell'immediato. Subisce un colpo nuovamente Rosi, che ancora probabilmente reduce dal problema accusato precedentemente. Infatti si accascia a terra, il pallone viene messo fuori, probabilmente si dovrà procedere con il cambio quando siamo al 9° minuto della ripresa in corso. Dovrebbe essere anche più di 1 il cambio per mister Falco, se non addirittura 3 da quello che ci pare di capire. Entrano con la maglia numero 27 Lombardi, con la numero 33 Tessitore e con la numero 8 Napolitano. Esce sicuramente Rosi, che viene portata fuori a braccio dalle compagne. Sfortunata la numero 21. Entra Tessitore per Rosi, mentre gli altri 2 cambi per il momento non si fanno, quindi soltanto uno per mister Falco, che ordina il 4-2-3-1. Vedremo quello che cambierà, mentre intanto il Villaricca sportivamente restituisce il pallone alla Salernitana. Vedremo quello che cambierà dal punto di vista dell'atteggiamento e anche della proposta offensiva, con l'ingresso di Tessitore al posto di Rosi. Pallone che viene sparacchiato in fallo laterale. Ancora la Salernitana che può andare in avanti. La girata riuscita da parte di Maddaluno, l'anticipo però di Conti dall'altro lato, che esce palla al piede, prova ad esteggiarsi, ma ci sono 3 calciatrici in maglia granata. Infatti recupera Colonnese. Vergari all'indietro, Clay, apertura quasi a memoria per cercare De Lucia, forse non ha girato totalmente come avrebbe voluto questo pallone la numero 10. Comunque la Salernitana per un attimo recupera la palla, Deschamps se la trascina in fallo laterale. Vediamo chi nell'ambito del cambio tattico
Tessitore si è proposta larga a destra, mentre Cardone dovrebbe agire in rifinitura, anche se ora vediamo centrarsi la numero 33. Intanto la Salernitana è in possesso di palla con Vergari di tacco illuminante per Manca 3-0, ma che giocata da parte di Gaia Vergari. 3-0 per la Salernitana, partita probabilmente chiusa quando siamo all'11esimo, anzi al 12esimo della ripresa. Salernitana 3, Villaricca 0. E ora si fanno i due cambi per il Villaricca, con l'uscita di Conti e di Capitano Esposito. Dentro Lombardi e Napolitano, che come dicevamo erano in procinto di entrare già prima, ma il mister Falco ha deciso di attendere. È arrivato comunque il gol del 3-0, la doppietta da parte, anzi chiedo scusa, la doppietta più l'assist per Gaia Vergari per la terza rete siglata da Manca. È stato davvero una giocata di pregevole fattura da parte della numero 7, che praticamente dopo il gol si è sbloccata definitivamente, ma ora gioca sul velluto la Salernitana, che vuole provare anche a trovare il quarto gol, ma viene chiusa l'azione di ripartenza e dall'altro lato non controlla Borrelli. Il pallone che termina è andata a colpire, però una grande occasione per la doppietta che è mancata, e anche per il terzo assist di De Lucia a questo punto. Però c'è ancora più di mezz'ora da giocare. Sicuramente il Villaricca deve cercare di non uscire dalla partita, anche per questo sono arrivati gli altri due cambi di mister Falco. Probabile anche che ora, mentre intanto Vergari, vediamo se va per cercare la tripletta, salta l'avversaria, entra in area, c'è una deviazione, il cross e il pallone che termina in calcio d'angolo. Il terzo calcio d'angolo per la Salernitana della partita, il primo della ripresa. Uno solo, quello battuto dal Villaricca. Jasmine Clay sul punto di battuta con il destro ad uscire, la numero 10, pallone che arriva, il colpo di testa da parte di una calciatrice in maglia verde, poi c'è il tentativo di ripartenza, la rimessa laterale in favore del Villaricca. Dicevamo, probabilmente mister Vanoli a breve potrebbe mettere mano alla panchina, visto comunque che la Salernitana sarà impegnata mercoledì contro il Catania nel recupero e anche nella partitissima per il primo posto. Probabilmente potrebbe anche togliere Deschamps dal campo, visto che è l'unica calciatrice diffidata. Mentre intanto c'è il tentativo fermato con il pallone a cercare in avanti Bottone, ma l'uscita da parte di Sassi, c'era comunque fuori gioco della numero 10. Dicevamo della situazione per quel che riguarda le rotazioni di mister Vanoli. Ricordiamo anche che in casa Granata quest'oggi è squalificata Simona Ferrentino, espulsa nell'ultima partita, quella disputata prima del rinvio della sfida contro il Catania, quindi oggi un turno di stop. E ora, come dicevamo, è pronta qualche sostituzione, vediamo già il tabellone pronto, dovrebbe entrare Cicchinelli con la maglia numero 6. Intanto il Villaricca gestisce questo possesso, prova il lancio in avanti murato da Clay.
Cardone, pallone messo al limite dell'area di rigore, dove però c'è Deschamps che impedisce l'arrivo della sfera. Poi non c'è fallo su Olivieri, si continua a giocare il contrasto a centrocampo con l'intervento che vede finire a terra una calciatrice di mister Falco, ma si continua a giocare. Clay, sovrapposizione di Colonnese che ha tanto spazio per mettere questo traversone, c'è una deviazione, il pallone che termina sull'esterno della rete, dunque il calcio d'angolo, come dicevamo è pronta Cicchinelli. Ed esce dal campo Maddaluno quando siamo al 62esimo, anzi 63esimo in corso, col punteggio di Salernitana 3, Villaricca 0. Corner che sarà battuto da Clay. Pallone che arriva con la deviazione, sfera che rimane nel cuore dell'area di rigore, poi viene allontanata in qualche modo dalla difesa del Villaricca. Borrelli, contrasto di Clay che praticamente è tornata all'indietro dal calcio d'angolo ed è andata a chiudere questo pallone. Attenzione perché c'è lo spazio sulla destra per Colonnese che ora ha tanto campo, deve rientrare, si ferma, la mette in area di rigore per la neoentrata Cicchinelli. La deviazione, l'ultima, è di Colonnese sul rilancio che non era stato perfetto da parte di Napolitano. Comunque la rimessa è per il Villaricca. Attenzione perché qui c'è lo spazio per Borrelli, un po' scoperta la Salernitana. Borrelli può puntare Minella, la salta Borrelli, area di rigore con il sinistro, una buona opportunità. Pallone sul fondo, nessun problema per Sassi. C'è stato comunque il buono spunto e la buona azione da parte delle ragazze di mister Falco, tuttavia però vanificata la conclusione sul fondo della numero 22. E il possesso recuperato dalla Salernitana che è ripartita ancora con De Lucia che salta un avversario, il pallone scorre, si continua a giocare, l'arbitro non torna indietro sui suoi passi nonostante il vantaggio concordato, ma comunque il possesso è per la Salernitana e ci sarà una rimessa laterale sul lato sinistro del campo. Sarebbe un successo fondamentale per le ragazze di mister Vanoli che quest'oggi iniziavano il proprio rush finale per cercare di ottenere il primato in vista dei playoff, soprattutto ottenere il passo del Catania e dell'Accademia Abbatese, soprattutto in particolare con l'altra squadra campana, visto che sono entrambi a pari punti, ma come abbiamo ampiamente ricordato la Salernitana ha una partita in meno che recupererà mercoledì nello scontro diretto con il Catania. Prova ad arrivare su questo pallone Cicchinelli che poi costringe Napolitano all'errore. Colonnese all'indietro, Clay, anzi Rihanna, limite dell'area, entra nel vertice destro, poi esce di nuovo dall'area di rigore, prova a destreggiarsi, riesce a liberarsi dell'avversaria, il cross allontana la difesa, c'è Manca in seconda battuta, perde un parastinco anche la numero 77 che attenzione, Balbi rischia sulla pressione di Rihanna, comunque riesce a recuperare il pallone. Viene richiamata dalla panchina una nuova calciatrice di mister Vanoli, dovrebbe trattarsi di Orsi, mentre intanto attacca il Villaricca, il pallone arretrato, Apicella
chiude prima dell'arrivo sia di Borrelli che di Bottone che di Olivieri. Un ottimo intervento da parte del numero 21, ma ancora il Villaricca che vuole provare almeno a riaprire questo finale di partita. Intanto c'è forse un malinteso tra arbitro e assistente. L'assistente ha indicato all'arbitro di procedere con una punizione sbandierando, però poi alla fine si riprenderà con una semplice rimessa laterale per il Villaricca. Entra in campo ora Erika Orsi. Ed esce dal campo Colonnese con la maglia numero 11, applaudita dal pubblico presente qui al Gregorio Giannattasio. Cambio il secondo per la Salernitana quando siamo alla metà del secondo tempo, risultato di 3-0 con la doppietta di Vergari e il tris di Manca per la Salernitana. Entra in campo Erika Orsi che ad inizio stagione militava proprio con il Villaricca, salvo poi trasferirsi alla Salernitana e oggi affronta la partita da ex, così come dicevamo all'inizio partita, in particolare di Olivieri e di Clay. Cambiato gli esterni mister Vanoli, visto che ora De Lucia è passata qui a destra sotto la nostra postazione, Orsi si è piazzata sulla sinistra. Prova ad impostare Napolitano. Pallone allargato sulla destra, dove c'è il suggerimento in avanti a cercare di trovare Turco. Pallone per Olivieri, l'anticipo ancora di un esemplare Apicella, che lo ricordiamo è una classe 2005 ma ha un atteggiamento da veterana veramente impressionante, al punto che non per caso probabilmente indossa anche la fascia di capitano. Mentre intanto c'è un fischio da parte del signor Donadio, un fallo ai danni di Manca. Una partita che ovviamente è da sottolineare molto corretta, non ci sono stati provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara della sezione AIA di Torre Annunziata al suo primo match ufficiale in Serie C femminile. Fischietto al secondo anno di attività. Che comunque sta dirigendo senza troppi problemi questa partita, che continua a scorrere via, visto che siamo al 25esimo, ancora 20 minuti a giocare. Clay alla battuta della punizione, il cross, il pallone che viene allontanato in due tempi dalla difesa del Villaricca. Poi Orsi anticipa Turco e alleggerisce su Sassi, praticamente ancora non impegnata in questo secondo tempo, se non ora per la gestione di questo possesso. La numero 12 va al rilancio lungo, il colpo di testa di Napolitano. Olivieri prova a girare di prima intenzione con Minella che si fa prendere il tempo dalla numero 9. Ancora Olivieri, il tocco dentro per Turco. Turco, murata nel momento dell'ultimo dribbling da Deschamps. Manca, si gira Manca ancora per Vergari. Deschamps ora in proiezione avanzata. Deschamps, il tocco dentro, sbaglia. Un tocco anche abbastanza semplice, la numero 4. Può ripartire il Villaricca e ora è anche un attimo scoperta la difesa salernitana, però si compatta la squadra di mister Vanoli. C'è comunque un tentativo di lancio che viene chiuso da Minella. Bottone, Cardone colpisce una compagna, si tratta di Borrelli, che però poi riesce ad agganciare e calciare. Murata da Clay. Ancora il Villaricca che attacca. Cardone dalla distanza, ci ha provato. La numero 57 sicuramente tra le più positive della sua squadra, è quella che ha anche avuto la migliore occasione di tutta la partita del Villaricca. Mentre esce dal campo Giulia Olivieri al 27esimo. Entra in campo Maria Natale, che
non è un errore nella distinta, è classe 2010. Ed entra in campo per questi ultimi 20 minuti scarsi, anche meno, sicuramente ci sarà il recupero. Dunque dentro Maria Natale, maglia numero 11. Non cambia nulla tatticamente per il Villaricca. La Salernitana nel frattempo ha provato comunque a riportarsi ancora in avanti. Quarto cambio per Mister Falco, che ricordiamo ha messo in campo anche Tessitore, Lombardi e Napolitano. Pressione da parte di Manca che costringe quasi all'errore la difesa del Villaricca. Mister Vanoli colloquio con Deschamps poco fa, ricordandole proprio, come dicevamo prima, che la numero 4 francese è in diffida. L'intento è quella di tenerla in campo probabilmente per tutti i 90 minuti e quindi chiede grande attenzione per evitare un possibile turno di squalifica per quella che è una delle partite più attese, seppur si giochi in infrasettimanale, però di un'importanza capitale, visto che vale il primo posto per quel che può contare, visto che le prime due vanno ai playoff, però per la Salernitana potrebbe rappresentare anche una possibilità anche di staccare l'Accademia Abbatese in caso di successo. Intanto c'è la rimessa laterale per De Lucia. Fuori gioco qui. Si alza la bandierina. Dunque calcio di punizione che viene già battuto dal Villaricca. In mezzo a due prova a liberarsi Borrelli, che viene contrastata anche da Natale. La numero 11 comunque è riuscita a conquistare la rimessa laterale. Rimessa laterale ancora nei pressi della panchina, dove c'è Mister Falco che continua a dare indicazioni alle proprie ragazze. Contrasto falloso che però viene giudicato, o meglio viene fatto continuare con la regola del vantaggio. Suggerimento sbagliato di bottone per Turco, anticipata da Orsi. Il lancio in avanti proprio della numero 3 per Vergari. Inciampa Rianna su questo pallone, ha rischiato anche di farsi male, che praticamente ha messo il piede sopra la sfera nel tentativo di addomesticarla. Comunque nulla di grave per la numero 90. Gestisce il possesso la Salernitana, che ora prova anche a far girare quanto più possibile a vuoto le avversarie. Manca, non riesce a tenere questo pallone che viene recuperato. Borrelli va via un'avversaria, Clay in seconda battuta aiuta la compagna, recupera il pallone e fa ripartire anche l'azione. Ancora per la numero 24 De Lucia. Cicchinelli, pallone allargato tutto dalle parti di Orsi, che può rientrare sul destro. Tiro che viene murato ancora con Vergari. In seconda battuta Cicchinelli che si è accentrata ma perde il pallone e può ripartire Turco in ripartenza. Mezz'ora superata da 45 secondi, ancora un intercetto da parte di Clay, questa volta solo parziale perché il pallone arriva dalle parti di Napolitano. Contrasto di Cicchinelli, rimessa laterale per il Villaricca. Ancora 3 cambi a disposizione per Mister Vanoli, uno solo per Falco. Ma intanto la Salernitana ha recuperato il pallone. C'è un po' di spazio per Manca che si destreggia e scarica su Cicchinelli. Cambio di lato, a cercare e trovare Orsi. Un tanto spazio per la numero 3 che può avanzare. Vediamo cosa farà. Rientra nuovamente sul destro, poi perde forse l'attimo per la giocata e serve comunque Clay che si libera di un'avversaria. Clay tutto a sinistra, anzi tutto a destra con il sinistro, ma sbaglia.
recuperato il possesso dalla Salernitana, anzi no, c'è l'ultimo tocco di Cicchinelli, secondo il primo assistente. Comunque la Salernitana ha recuperato immediatamente il pallone, sembra un po' sulle gambe ora il Villaricca, un po' sfiduciato dal risultato. La Salernitana che torna ad attaccare con De Lucia, che mette l'ennesimo cross, questa volta Murato ha una seconda chance, rientra sul mancino. Cicchinelli si libera per la conclusione con il destro, Murato da un'avversaria, poi c'è la chiusura e anche l'uscita elegante con il tacco da parte di Tessitore. Il lancio in avanti con Minella che va a lottare con Natale. Sassi recupera il pallone, se lo porta in aria e lo recupera. Avanza Sassi sulla tre quarti e poi il lancio che viene respinto in fallo laterale da Napolitano. Pallone in avanti ancora per Cicchinelli, il suggerimento era interessante, però c'è stato l'intercetto da parte di una calciatrice in maglia verde, si trattava del numero 27 Lombardi. Ancora il Villaricca che allontana, prova a far ripartire il contropiede Bottone, ma l'altro numero 10 Clay intercetta e recupera. 33-15 sul cronometro, sempre 3-0. Rischia qui Deschamps che per un attimo si fa soffiare il pallone da Turco, ma comunque lo recupera e serve Sassi, mentre nel prossimo turno del girone D la Salernitana, dopo la trasferta a Catania in infrasettimanale, sarà impegnata in un'altra trasferta contro il Matera, mentre il Villaricca al campo di Mugnano ospiterà il Lecce. Intanto c'è l'ultima sostituzione con Bottone che lascia il campo per il Villaricca, e dentro Norgard, calciatrice danese classe 2000, che fa il suo ingresso in campo per questi ultimi 11 minuti e qualche secondo più il recupero. Vedremo poi se l'arbitro recupererà effettivamente tutte le sostituzioni effettuate con il recupero, oppure vedrà quali saranno le intenzioni delle due squadre. Magari potrebbe anche decretare il triplice fischio al 90esimo, ma intanto c'è ancora da giocare con la Salernitana, con Cicchinelli. Clay di prima, ottima la palla, Vergari anticipata, era già pronto al tiro. Ancora Clay che prova il suggerimento questa volta per Manca, ma viene intercettata da calciatrice in maglia numero 5 Buttino. E ancora Apicella che si esibisce in un'uscita palla al piede. Ha tentato anche il suggerimento in avanti per Manca, impreciso, ma comunque ripetiamo una grande prestazione da parte del numero 21, che sta facendo passare poco ma praticamente nulla fino a questo momento. Ancora Clay che è cresciuta tanto nel corso della partita, dopo un avvio non eccellente sicuramente. Chiusura che però culmina in una palla persa da parte di Napolitano. Il pallone per Manca con il destro, Murato, ancora Cicchinelli, un altro muro, questa volta sempre della difesa del Villaricca. Poi Clay ci prova con un destro che probabilmente non sarebbe terminato in porta, ma comunque anche un po' per i fotografi Balbi si protende in volo e mette in calcio d'angolo. Pronta un'altra sostituzione, probabilmente cambierà in attacco mister Vanoli, perché è pronta Rossella Cuomo. Ma intanto c'è Clay sul punto di battuta. Dopo questo corner sicuramente ci sarà il cambio
Clay direttamente nel cuore dell'area piccola, dove c'è la respinta da parte della difesa. Rihanna viene invitata a calciare, il pallone che rimane lì. Vergari può allargare ancora per Manca con il destro. Murata, qui la conclusione probabilmente sarebbe finita verso la porta. Prova a ripartire Villaricca, ma Natale sbaglia. Manca, gestisce bene. Ancora Cicchinelli, molto coinvolta da quando è entrata in campo la numero 6. Poi non riesce il triangolo con Vergari. Ora vedremo. Si attende ancora per il cambio, perché il pallone non è uscito nella situazione precedente. Era pronto a entrare Rossella Cuomo, ma dovrà ancora attendere qualche secondo quando siamo al 38esimo in corso. Pallone allargato su De Lucia, che entra dentro il campo. Lo scarico di Vergari per Manca, chiusura da parte della difesa. Un po' scoperta qui la Salernitana con Deschamps, che non può commettere fallo perché altrimenti rischierebbe un'ammonizione. Poco male, perché comunque non gestisce bene il possesso la squadra di Mister Falco. Esce proprio Deschamps ed entra Rossella Cuomo, il difensore per attaccante, sul 3-0. Ma la squadra in vantaggio è proprio la Salernitana. Vediamo un po' quello che andrà a cambiare Mister Vanoli. Sicuramente ha voluto evitare pericoli in questi ultimi 7 minuti, qualcosina in meno, prima del 90esimo. Sicuramente una Salernitana che chiude con un 4-3-3. Ancora De Lucia al cross, anzi un 3-4-3, perché è Orsi che si è messa lì sulla linea 3, mentre intanto Vergari conquista l'ennesimo corner. Inevitabilmente è calato il ritmo e l'intensità della partita. La Salernitana comunque cerca la via del 4-0. Il pallone che arriva in area di rigore, allontanato la Salernitana, che ricomincia dalle retrovie con il lancio di Apicella, che però non è preciso. Prova la conclusione addirittura Borrelli da metà campo, ma Lucia Sassi non ha problemi nel recuperare questo possesso. Ancora 2 cambi Mister Vanoli, probabilmente li farà adesso. Uno sicuramente con Orefice, che è pronto a entrare in campo. Forse sarà l'unica. Prova le ultime giocate il Villaricca, ma il pallone qui esce. La rimessa laterale per la Salernitana. È pronto anche il cambio. Fuori De Lucia, applaudita dal pubblico, 2 assist per lei. Dentro Orefice. Giustamente risparmia qualche minuto alla numero 24, autrice di una grande prova, con 2 assist per i primi 2 gol di Vergari, che hanno dato il là a quella che sarà probabilmente la vittoria finale della Salernitana. Il tris siglato da Manca, che ora si posiziona in area di rigore per ricevere questo cross di Orefice. Non può arrivarci, forse era anche leggermente al di là, però intanto recupera il pallone Clay. Pallone che arriva in area di rigore. Vergari prova a saltare un'avversaria, c'è la deviazione, calcio d'angolo ancora per la Salernitana.
Arriverà anche l'ultima sostituzione per la Salernitana con Mercede pronta ad entrare. Vedremo chi uscirà, mentre intanto è Rossella Cuomo battere questo calcio d'angolo, dove però non c'è nessuna maglia granata. Il pallone addirittura scorre dall'altra parte in fallo laterale. Viene richiamata l'attenzione dell'arbitro, c'è il cambio ed esce probabilmente la migliore in campo, anzi toglierei la probabilità, la migliore in campo, colei che sta decidendo questa partita, Gaia Vergari, doppietta e un assist, è entrata in tutte e tre le reti. Infatti gli applausi si fanno sentire da parte del pubblico del Giannattasio. Entra in campo Mercede, maglia numero 20, doppietta per Gaia Vergari, che ha deciso con ogni probabilità questa partita in favore della Salernitana, permettendo alla squadra granata di salire a quota 36 al termine di questa partita, quando mancano 2 minuti e qualche secondo prima del recupero. Ma intanto Cuomo ha lo spazio per andare alla conclusione, murata da un'avversaria, ce l'ha il tiro Rossella Cuomo dalla distanza, ci ha provato, ma intanto qui Minella ha un'indecisione, infatti finisce per perdere il pallone. Natale non si intende con Borrelli ed è ripartita già la Salernitana con Rianna. Orsi, Sassi, Minella, il lancio in avanti per Manca, sponda e vai con Cuomo, ancora Manca, cerca il suggerimento per la nuova entrata Mercede, ma viene chiusa dalla difesa. Apicella con calma allarga verso Rianna, ma c'è la chiusura di Schettino che però sbaglia il rilancio. Il pallone che termina sul fondo, o meglio in fallo laterale. Clay, ultimi secondi prima del recupero, se ci sarà, perché al momento non vediamo la predisposizione del tabellone luminoso. Rianna, duella con Schettino, deve retrocedere, il contrasto, l'ultimo tocco da parte di Cardone. Vedremo se l'arbitro darà il recupero. Si stava consultando con il primo assistente, ma intanto si gioca. Clay ha la possibilità di entrare in area di rigore. Cuomo, una finta. Cuomo prova a saltare l'avversaria. È scaduto il 90°. Però non arriva la segnalazione del recupero, dunque si continua a giocare. Chiusura da parte della Salernitana, con Sassi che ha fatto ripartire Minella. Saranno 3 minuti di recupero, dunque già partiti, visto che siamo a 45:30. Quindi ancora più di 120 secondi da giocare, visto che si sta consumando già il primo minuto di recupero, a meno che non si tratta di un minuto supplementare aggiuntivo, però quello poco conta, perché la Salernitana sta portando a casa questa vittoria, riuscendo a sbloccare sul finire del primo tempo con Vergari e chiudere i conti proprio con la stessa Vergari ad inizio ripresa e il tris di Manca. Il Villaricca si profila la seconda sconfitta consecutiva, rimanendo a quota 21. Vedremo se questi secondi finali serviranno per dare ancora un sussulto al match.
Ci prova il Villarica con Borrelli che ha saltato Clay, ha un po' di spazio, prova con il tacco una giocata molto complicata, viene murata ancora da Apicella, che è uscita anche su questa situazione e poi chiama le compagne a salire. Intanto dall'altra parte manca Cuomo, lo stop poi allarga in qualche modo per Mercede che deve destreggiarsi e servire Cicchinelli. Palla numero 6, ancora largo per Rihanna, dovrebbe essere questo l'ultimo minuto di partita. Recupero da parte di Clay, che veramente in questo secondo tempo ha recuperato un'infinità di palloni, soprattutto tanti intercetti. Cuomo la rimette dentro e la Salernitana chiuderà questa partita in attacco con l'ennesimo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Ultimi attimi prima del triplice fischio, vedremo se si regalerà un'ultima chance alla Salernitana. Il pallone che arriva in aria e arriva il triplice fischio da parte del signor Donaddio. La Salernitana batte 3-0 il Villarica nella 18ª giornata del girone D della Serie C femminile. Decide la doppietta di Gaia Vergari e il tris di Chiara Manca. Una Salernitana che sale a quota 36 punti, il Villarica resta fermo a 21. Io, nel ringraziare la regia e tutta la parte tecnica per il coordinamento, vi do appuntamento tra pochissimo, perché avremo in diretta una calciatrice della squadra della Salernitana subito per il post partita, per un commento a caldo. Vi invitiamo a rimanere in collegamento nel ricordarvi ovviamente il punteggio: Salernitana 3, Villarica 0. A tra poco per le interviste dal campo del Giannattasio di Giffoni Sei Casali. Rieccoci dal campo Giannattasio di Giffoni Sei Casali, siamo con Giulio Olivieri. Per quest'oggi è arrivata una sconfitta, un ritorno da ex un po' amaro, però avete avuto anche l'occasione per passare in vantaggio. Forse il gol a fine primo tempo vi ha un po' destabilizzato. Sì, salve a tutti, sì, hai avuto ragione, abbiamo approcciato bene alla partita, siamo venuti forte, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, comunque veniamo in una squadra abbastanza attrezzata e forte, ce l'abbiamo messo tutte, loro sono stati più forti di noi, alziamo le mani, facciamo i complimenti. Ecco, sei forse tra le più esperte all'interno di questo gruppo, in campo è scesa addirittura una classe 2010 Natale, ecco, per te che cosa vuol dire all'interno di questo gruppo essere una leader, un esempio per queste ragazze che si approcciano a questo mondo e soprattutto a questo campionato?
Io a queste ragazze spero di trasmettere la mia passione, che io vengo da un calcio che prima non veniva considerato calcio, ora hanno tantissime opportunità, sono fortunatissime e cerco di trasmettere quello che noi non avevamo. Quindi vedendo ciò che hanno, spero che si rendano conto della fortuna che hanno. Una carriera dai tanti gol, soprattutto per te, se hai avuto anche un passato nella Salernitana, però ovviamente il tuo curriculum lo conosciamo benissimo. Ecco, quali sono i tuoi obiettivi da qui alla fine del campionato? Divertirmi ancora, finché, lo dico sempre, finché le gambe me lo danno, il cuore me lo dà, spero di divertirmi ancora per un altro po'. Grazie mille a Giulia Olivieri, che ringraziamo. Dovrebbe esserci anche una calciatrice della Salernitana che attendiamo, ovviamente la migliore di questa partita, colei che ha deciso la partita, Gaia Vergari. Una doppietta, un assist stupendo per il 3-0 di Manca. Per voi sono 3 punti importanti quest'oggi. Sì, sapevamo che andavamo ad una partita difficile, poi sarà una settimana piena perché mercoledì ci aspetta il Catania, quindi ci siamo posti un obiettivo e oggi abbiamo giocato da squadra e abbiamo ottenuto il risultato. Ecco, con noi anche Capitan Apicella, i gradi di capitano ovviamente, per te che sei una delle più giovani all'interno di questo gruppo, però che cosa vuol dire per te? Per me sono una delle più giovani, ma una delle più vecchie forse a stare qui, quindi io penso che il motivo principale della fascia sia quello. Poi ovviamente è una bella responsabilità, però penso di in questi anni averla meritata e finalmente ci siamo. Vergari, sono 16 in stagione per te, hai ovviamente l'obiettivo, a parte quello del campo con la squadra, ma dal punto di vista personale qual è il tuo obiettivo personale? Vabbè, in primis sì, ovviamente aiutare la squadra e pormi questo obiettivo dei gol mi aiuta a farne altri, quindi cercheremo di aumentare questa cifra. Capitano Apicella, per un'ultima battuta, mercoledì andate a giocare questa partita importante con il Catania, il mister ha parlato di un rush finale dove l'obiettivo è cercare di essere, visto che siete lì a contendervi il primato, per quello che può contare, visto che comunque dovrà andare ai playoff, però dovete conquistare ancora questo traguardo e mercoledì c'è una tappa importante. Sì, l'ho detto alle ragazze prima della partita, stiamo facendo sacrifici da agosto, cioè chi è lontano da casa e non torna a casa da tanto tempo, stiamo qui tutti i giorni sul campo, ad ogni orario, quindi sono le partite che aspettiamo da inizio anno. Sono le partite più importanti, Catania è una di queste, ma lo sarà Matera, lo sarà la Batese dopo la pausa, quindi sono 5 finali finatori. Ringraziamo le ragazze di Mister Vanoli, da parte mia è tutto per questa partita, Salernitana che batte il Villaricca per 3-0, l'invito è quello di rimanere collegati sui canali della Lega Nazionale Dilettanti per i prossimi appuntamenti, ringrazio anche gli uffici stampa per la collaborazione, ringrazio la regia e il coordinamento, un saluto e alla prossima.